Montagna, che ste sabide ai 21 di luglio a Muec, tal centri Treu, sarà un incontro per i designs de Audax Editore e di fate vin il patron de Audax Emanuele Franz. Buondì Emanuele. Mandi a tutti. Ecco, dunque, allora, saranno tanti interventi, però sono anche designs che tu fai l'editore. Quali sono state le difficoltà in quei designs? Beh, io sono partito come artigiano, come rilegatore, quindi cercando di coniugare editoria classica e rilegatoria. Le difficoltà, soprattutto in una zona come la Val Canale, in questo settore sono palesi, cioè far fronte a un decentramento e comunque al declino che ha avuto l'artigianato in genere negli ultimi anni, ma abbiamo tenuto duro il fronte della qualità e anche della distribuzione nonostante queste difficoltà. Ecco, sareste disi che è diventate complicate fa attività su Paimons, ma che insomma si sa, specialmente fa l'editore. Tros libri sai editati in Designs Laudax. Beh, penso che abbiamo quasi raggiunto le 40 pubblicazioni. Però. Sì, adesso il numero è già 35-36 pubblicazioni, alcune anche di rilievo, non è poco per una piccola casa editrice in montagna, quest'anno è il decennale, quindi volevo appunto fare una celebrazione che però non si riducesse a un'autocelebrazione. Infatti ho esteso, diciamo, questa commemorazione a una serie di personaggi del mondo della cultura e non solo, che rispondano alla domanda che mi hai fatto anche tu, cioè cosa significa fare attività culturali nell'Alto Friuli. Ecco, tu hai un bel parterre di persone, se saranno 11 relatori, addirittura alle 5 di sabato 21 di luglio al Treu di Muec. Sì, il convegno Fare Cultura in Montagna, che appunto nasce come commemorazione ma non come autocelebrazione, infatti per scelta ho deciso di non chiamare nemmeno uno degli autori che hanno pubblicato con Audax Editrice, ma tutti autori di altri editori perché raccontino la loro esperienza. Abbiamo un Angelo Floramo, una persona del mondo della cultura, è stato consulente scientifico alla biblioteca guarneriana, ma anche uno scrittore di Tolmezzo, Emanuele Fachin, uno scrittore udinese, Alberto Frappa, uno storico, un Paolo Maurensig, quindi tutte persone diversificate nei loro ambiti che però hanno operato nella nostra zona, nel Friuli, e riunite insieme possono raccontare la loro esperienza e dare un consiglio al nostro pubblico friulano su quante siano le difficoltà ma anche le soddisfazioni di continuare a raccogliere la sfida culturale. Ecco, è un percorso che però ha anche tante difficoltà, anche tu stesso dicevi in Viergidure delle nostre interviste. Ci vuoi dire fa l'editore, ecco, poi che l'editore nome su in montagna che viene vedute quali sono le difficoltà tutta base di decentramento. Ma ci vuoi dire, sei decentrato, rispetto a c'è, voi come voi con le reti, con anche le reti viarie, se vi vuoi, anche chi si fa vele di comunicazione? No, indubbiamente la rete permette, diciamo, di non affossarsi nell'isolamento, ma c'è da dire che le grosse iniziative culturali sono molto più a sud rispetto alle vallate montane, perché uno deve prendere la macchina da Ampezzo e andare alle iniziative di Udine, Gorizia, Pordenone. Quindi la difficoltà logistica di fare un convegno, una conferenza, un premio letterario al nord significa raccogliere la sfida di portare il pubblico a nord. Ecco, quindi le sfide di Audax di chi in denante gli porta su le persone e soprattutto fa culture in monte. Ecco, tu hai scritto una serie di libri, come mi pare che tu vedi anche un po' di interesse per tanto riguardo che sono le stesse teorie, mi se vere? Beh, a forza di credere nelle proprie opinioni si finisce per ottenere dei risultati a lungo andare. È chiaro che per tornare a noi, io sono di Moggio, una zona con meno di 2000 abitanti come tanti paesi dell'Alto Friuli, e quindi è diverso che vivere a Udine o in altre città dove magari uno può partecipare con sovvenza a attività, a conferenze e esporre le sue idee. È più difficile, però
E dopo, io ho scritto 16 libri, ho iniziato a scrivere ancora prima di aprire la casa editrice, e sono molto soddisfatto che almeno gli ultimi stanno suscitando un certo eco. C'è una discussione a torpe società addirittura a livello europeo, no dome, anche dai Stati Uniti, ti sono rivadis e desse soddisfazioni. Ma in sintesi, in struc, qual è il tema proprio delle tue filosofie? Beh, la mia filosofia, non riassumibile comunque in 2 battute, è molto legata, un po' come la mia attività artigianale, a una nostalgia per il passato. Ecco, io credo che sia un'idea sbagliata vedere nel passato un regresso per forza di cose, ma se si guarda insomma, molto più indietro, c'è una saggezza nel passato che viene svilita pensando al futuro. La storia come organismo vivente, ecco, c'è vuoi al disi questo titolo? Quello che stavo dicendo, che nel passato c'è qualcosa di vivente, invece di vedere la visione scolastica. Sì, tu lo vedi come un umano in generale. Come che le epoche storiche fossero degli organi, non so, il Medioevo, un organo come i reni, il fegato, i polmoni, e quindi un tutto vivente che respira e si muove. E quindi nel passato non va guardato con questa ottica di sufficienza. E questa è la mia filosofia, che il futuro non è necessariamente un progresso. Ecco, chi tu has avuto l'interessamento Jenfri Relator, soviot che il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il sindaco di Udin Pieri Fontanin, il sindaco di Muec Giorgio Filaferro, Renata Capria Daronco, presidente del club UNESCO di Udin, Agnul Floramo, consulente intellettuale, Paolo Maurensic, scrittore, Alberto Frappa Rauncero, scrittore storico, Emanuele Facchin, scrittore, Daniele Damele, giornalista e scrittore, Vanni Treo, presidente cooperative Cramars, che tra l'altro opera in montagna e fa sculture, quindi a quel disi che di robe sande anche altre, sarà interessante sentire anche queste esperienze. Cramars è a sede a Tumiec, però disin che una delle basi delle sue operazioni proprio dalle partite di Muec, tanto sai. Sì, infatti proprio per questo io l'ho invitato in quanto è un esempio di imprenditoria comunque in montagna, diciamo al di fuori dell'ambito editoriale, quindi per non limitare il convegno alla sola editoria, ma proprio per rispondere al titolo del convegno, fare cultura in montagna, cosa significa fare cultura in montagna. Se posso aggiungere, in questi 10 anni ci sono state 2 edizioni del premio letterario Audax, che aveva anche lui lo scopo tacito o palese di andare a raccogliere dei talenti nascosti, non laureati, vuoi per le più diverse ragioni, ma che si rivolgeva a... Ma noi siamo un po' restrittivi, disi i non laureati. Beh, come lo è il contrario, come dire laureato. Diciamo che le iniziative per i titolati ci sono. Forse di masse per scontato che un alle laureata la poi cultura di un non laureato, che non sempre è così. Ecco, per sfatare questo mito è nato anche un po' il premio. Ecco, continua un po' anche il risultato di questi premi Audax. Ecco, c'è che ti ha lasciato in queste 2 edizioni. Ma io sono rimasto veramente soddisfatto e ha dato un senso a questi 10 anni di attività, perché i consensi sono stati internazionali, dalla regina Elisabetta a Matteo Renzi a Marco Travaglio che mi hanno scritto, ma non è per questo, è perché poi ho trovato i vincitori, un 80enne di Cosenza e al terzo posto una ragazza di 12 anni e la giuria non sapeva l'età, quindi è straordinario questo risultato. Beh, certamente anche questa è importante, perché anche le giurie per certi spies derivano muovisi anche in maniera anonima e proprio anche in queste maniere poi anche dai giudizi in maniera più autonoma. Ecco, allora fare cultura in montagna per i designs de Audax Editore, centri polifunzional Treo, a Muec, a 5 di Sabide 21 di lui, 11 intervenze di scrittori e anche dal direttore e fondatore di Audax Editore, che è Emanuele Franz, che viene ospitate, patrocini dal Proloco di Muec, dal Club dell'UNESCO di Udin,
e de Regione Autonome, Consiglio regionale delle Regioni Autonome Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Muece. Ecco, insomma, una maniera per vivere in maniera differente che alle, insomma, le montagne, le culture e le prospettive per il futuro, quale spodaressino se gli sin fur dal de convigne, Emanuele? Il problema di chi fa l'editore o attività affini è la diversificazione. E appunto per questo si cerca di organizzare convegni, fare premi letterari o attività diversificate, perché siamo di fronte a nuove forme di comunicazione, YouTube, le chat. Oggi non si scrive più un'email, a parte per questioni di lavoro, ma nessuno oggi si siede e manda un'email a qualcuno che conosce, quindi... Sì, anche le comunicazioni diventate un po' buttate in vari settori, cioè alle diventate complicate, fa una comunicazione, ecco, come scrivi un libro e soprattutto anche arriva a sei fedeli all'argomento. Ecco, forse anche queste, le comunicazioni frammentarie non aiutano anche dagli editori come te, Picciui. Viene meno un po' quella profondità o quell'articolazione che proprio nelle lettere invece è necessaria, per cui la sfida è comunque trovare un equilibrio fra il passato e il futuro, per tornare al nostro tema. Bene, allora, di Science di Audax, sabide 21 a 5 centri treo, Muece, fare cultura in montagna, si chiama Le Convigne con tutte una serie di persone, Emanuele Franz, di Science di Audax Editore, altri di Science, insomma, vivus pericolosamente. Mandi Emanuele, buone giornate. Grazie. Mandi.